È tornata la normalità a Palmanova dopo l'allarme scattato a cavallo del Ferragosto per la misteriosa moria di piccioni che ha indotto il sindaco Francesco Martinez a rinviare a titolo precauzionale il mercato in Piazza Grande previsto per il giorno dell'Assunta. Questa mattina, come tutti i lunedì dell'anno, le bancarelle hanno invaso il centro della città stellata, animando fin dalle prime luci dell'alba la vita. Risolto anche il giallo sulla moria dei volatili che aveva allarmato non poco la popolazione della zona. Da notare che la roggia di Piazza Grande è stata prosciugata e pulita e disinfestata, dunque massima sicurezza e passeggiata in piena libertà. Anche i piccioni sono tornati a far presenza tra le cinte murarie. Il mercato di Palmanova si è riempito di gente, dando un chiaro segnale ai primi rientri post vacanze estive. Rispetto alle prime due edizioni pre-ferragostane, Piazza Grande e le vie laterali si sono animate di gente, riportando l'appuntamento palmarino al centro dell'agenda settimanale di chi il lunedì da queste parti non vuol mancare.